Va ora in onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo qua, sono Marco Grimoldi, sono qua da solo, nel senso che la mia collaboratrice donna purtroppo è assente e nient'altro. Magari ci fa una sorpresona e sarà qua con noi in diretta. Niente, io innanzitutto voglio ringraziare Natalia per l'aiuto che ci sta dando, perché anche con lei ci sentiamo spesso per preparare la puntata. Grazie Natalia. E altra cosa, voglio dire semplicemente che le linee sono sempre aperte, il telefono per telefonare qua a noi e entrare in diretta è 02 92 94 72 22. C'è anche il reparto WhatsApp 340 67 09 659. Nient'altro, dove andiamo questa settimana? Andiamo, se ci vedete, ho qua un uragano perché ci ha già invaso la scrivania con urna civica e poi chiederemo che cos'è. Dove andiamo? Andiamo nella Bergamasca, andiamo circa 43 chilometri da Bergamo, una città medievale ricca soprattutto del castello di Colleoni, una storia che vi invito ad andarla a vedere. Chi abbiamo con noi? Abbiamo innanzitutto Omar Bassani, vice segretario di sezione, membro direttivo provinciale Lega Bergamo, e qua di fronte a me, scusate il termine, uragano Simone Ratti. Ciao a tutti. Ciao Omar, sei in diretta? Ciao Marco. Ciao, tutto bene Omar? Tutto bene, perfetto, grazie. Allora, io incomincio da te e poi passo all'uragano che ho qua vicino a me, cioè che devi sapere che cosa ha fatto. Appuntamento alle 3, si è presentato alle 11, era già qua a guardare tutta la radio e poi ha incominciato a smontare la macchina, a portare qua un sacco di roba, una urda civica, dei fogliettini, mi ha detto che poi interroga, non so su che cosa, però io ho due domandine da fargli che dopo interrogo lui. Allora Omar, io passo a te e dico semplicemente questo, ti pongo questa domanda. A un certo punto, circa un 6, 7, 8 mesi fa, leggo una notizia Martinengo e dico, oh che bello, città bellissima, l'ho già vista, però c'era scritto la Lega non c'è più. E dico, che strano questa cosa qua. Cosa mi dici, Omar? Sì, infatti, secondo alcuni la Lega Martinengo era finita, non esisteva più, invece sono stati smentiti dai fatti perché siamo ripartiti con i militanti della sezione, con l'aiuto di Simone Ratti, e vogliono fare il nome anche del militante storico martinenghese Luca Asperti, che è stato anche lui una colonna per quanto riguarda la ripartenza. Allora, nei fatti cosa è successo? La nostra sezione ha subito delle defezioni, la fuoriuscita di 6 militanti, e quindi subito dopo l'uscita di questi militanti, sia i giornali ma anche le voci in paese dicevano la Lega basta, non c'è più a Martinengo, ormai è finita, non esiste più. Allora mi sono messo d'impegno e da settembre
fino a dicembre abbiamo fatto dei gazebo, abbiamo fatto degli incontri pubblici a cui hanno partecipato anche i nostri esponenti bergamaschi della Lega. Abbiamo fatto l'urna civica, abbiamo allestito l'urna civica ai gazebo per raccogliere tutte le segnalazioni e le istanze dei nostri concittadini martinenghesi. E diciamo che come bilancio siamo arrivati a dicembre che il numero dei militanti è sostanzialmente mantenuto. Sì, guarda che l'urna civica, mi permetto, visto che te non ci vedi, adesso te l'ha portata via Uragano Simone, perché ce l'ha qua e ora capisco a cosa serve e via dicendo. Cioè, questo ha già invaso tutto lo spazio. È stata un'iniziativa importante e direi anche lungimirante, perché sicuramente la Lega da sempre è a contatto col territorio. Noi come sezione abbiamo voluto raccogliere proprio le segnalazioni dei nostri concittadini sulle problematiche del territorio. Quindi tanto di cappello, e l'idea, sono sincero, è stata di Simone, quindi il merito va Oggi a lui. te lo chiamo Uragano perché è entrato qua, ha già fatto, in senso buono, un disastro qua in studio. Cioè è molto vivace Simone. Sì, e poi è piccolino, non posso dirgli niente perché altrimenti mi tirano già fuori e qua giro 3 o 4 volte, poi non so come... No. D'altronde è molto Omar... vivace, è molto attivo e diciamo che anche lui ha contribuito al rilancio della sezione, perché sia per quanto riguarda i gazebo, sia per il tesseramento, sia per la raccolta delle segnalazioni tramite l'urna civica, si è messo proprio in primo piano, quindi devo fargli un grande grazie per la sua attività. D'altronde Omar, scusa. Insieme, ripeto, a Luca Asperti, che io lo considero il mio mentore, perché è stato uno di quelli che mi ha fatto entrare in Lega. Tramite lui ho fatto la prima tessera da sostenitore, quindi c'è anche un legame, diciamo, di amicizia. Abbiamo fatto anche il consigliere comunale insieme durante il primo mandato del nostro comune. Praticamente siamo rimasti in carica per 15 anni come lista monocolore Lega, quindi tanto di cappello comunque. Sì. Cioè, Niente, comunque tornando ai fatti, praticamente noi da settembre fino a dicembre, nell'arco quindi di 4 mesi scarsi, siamo riusciti comunque a mantenere la sezione con il numero sostanziale di militanti necessari per far vivere, diciamo, la sezione, e siamo riusciti a raddoppiare il numero dei sostenitori rispetto all'anno precedente, anche perché purtroppo negli anni precedenti diciamo che la presenza sul territorio non è stata proprio continuativa e capillare, quindi diciamo che oltre a smentire chi asseriva che la Lega Martinengo non c'era più, siamo riusciti anche a incentivare comunque il tesseramento e la presenza sul territorio. Infatti in 4 mesi abbiamo fatto 4 gazebo. Omar, io ti interrompo un attimo e ti faccio un'altra domanda, perché ho parlato qua con Uragano, ormai lo chiamo Uragano Simone, ho parlato con lui e fa anche, non dico onore, ma fa piacere nel discorso che abbiamo in questi 10 minuti e ci siamo visti, il discorso che voi come sezione andate anche dove vi chiamano le altre sezioni più vicine per aiutarle nella fase di svolgere i gazebi. Cioè, alla fine diciamo la cosa della Lega, la cosa della Lega, che la Lega si batte sui territori, ecco perché questa trasmissione con la Stefania, che poi
vedo che c'è scritto anche Stefania, molto probabilmente al telefono, dopo vediamo un attimo, ma soprattutto, come dicevo con la Stefania, è bello creare le basi tra le varie sezioni, perché noi siamo tutti Lega, cioè la Lega nasce sul territorio, anche il nostro padre fondatore diceva questo. Certo. E attenzione, poi adesso incomincio a capire qualcosa, però Uragano dopo mi spiegherà, anche tutta la faccenda delle informazioni che arrivano al territorio, poi queste Sì, informazioni come sezione passano al provinciale, magari certamente, vanno al regionale certamente, e via dicendo, il territorio viene sentito e tutte queste certo. cose fanno molto onore alle persone che si battono, tra virgolette, quelli che si fanno il gazebo la mattina alle 5, alle 6, sotto l'acqua, pioggia e vento. Sì, Questi qua sono dei veri, tra virgolette, eroi. Cioè, sì, 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 hai detto bene. Allora, il discorso è questo. Io sono entrato in Lega perché eh, ho visto, ho visto coi miei occhi veramente che più che un partito o un movimento politico comunque era, e secondo me è e continuerà a essere, una grande associazione di, di amici anche, perché io ho incontrato veramente tante persone che si sono dimostrate amici eh beh veri e sì, propri. Guarda, Poi io per ti quanto... dico anche a Pontida io sono lì con Semi al gazebo e tu mi conosci, ci vediamo, però ci sono tante persone, magari le vedi dopo un anno e sembra che ci hai parlato il giorno Bravissimo, prima, cioè esatto. Sì, 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 tutte sì. queste cose qua. Comunque c'ho una E poi... gentil donzella che è al telefono, la Stefania, scusami, ma passo la palla un po' a lei, Omar. Sì. Dopo ti riprendo. Ciao Stefania. Pronto? Pronto, mi sentite? Sì, manca la tua presenza, però oggi c'ho qua l'uragano Simone. Vedo che abbiamo un'assonanza sulla R. Assolutamente, una bellissima R moscia. Anche Però, questa La è mia una è donna, leggermente più soffiata, però diciamo che ci siamo, dai. uragano, anche questa è una donna tosta. Ok, Adesso, allora se fosse stata con noi oggi in studio, ah, io e guarda, lei vi avremmo ribaltati ma completamente. certamente ci ci Ok, mancherebbe. sarà modo di Ma conoscerci, ci sì, sarà modo assolutamente. di... Comunque io volevo salutare tutti i radioascoltatori, Simone, Omar, che spero di incontrare presto. Purtroppo sono a casa per motivi familiari. Colgo l'occasione, se è possibile, per ringraziare la Croce Azzurra di Buscate e il personale sanitario dell'ospedale di San Carlo di Milano, che sono stati fondamentali settimana scorsa per una cosa che purtroppo è avvenuta qui a casa. E aggiungo a questo discorso, che mi emoziona molto, anche un saluto e un abbraccio grande alle forze dell'ordine che in questi giorni hanno comunque gestito delle situazioni veramente complicate. Detto questo, mi spiace non essere lì e purtroppo fare saluti da casa è molto complesso e difficoltoso. Settimana prossima riprendo il mio posto di fianco a Marco, però volevo dire una cosa riguardo al discorso di Omar, che mi è piaciuto molto, sia per l'importanza dell'iniziativa di Simone dell'urna civica, perché comunque i politici, come sosteniamo Marco, io e Marco, come spesso ne parliamo insieme ai nostri rappresentanti che sono spesso sul territorio, appunto l'importanza di ascoltare le persone che vivono i luoghi, che vivono i paesi, perché la politica deve servire a quello. E un'altra cosa che mi è piaciuto sentire, appunto, l'importanza della rete che si fa con le varie sezioni,
perché aiutarsi a vicenda è una cosa molto importante, non soltanto per il nostro movimento, ma soprattutto per dare un forte, come si può dire, uno sprone ad essere più capillari e più vicini alla gente. E detto questo, io non voglio rubare altro tempo, perché comunque ciò che dicono i nostri amici è molto più importante di quello che ho detto io in questi minuti. Volevo soltanto ringraziare come sempre Natalia per la regia e anche per il collegamento. Ti ha fatto il pollicione, io ti di riflesso vedo che ha fatto il pollicione, si ha fatto un bel sorrisone e ti aspetta mercoledì prossimo. Settimana prossima ci sono, mi mancate ragazzi. Perfetto. Comunque Stefania, lo scopo della trasmissione è quanto ha detto Omar e quanto hai detto te, cioè far parlare le sezioni che, come ho detto prima, sono persone che ci mettono prima di tutto la faccia, il tempo, perché tante volte anche te, anch'io, anche Uragano qua vicino, magari c'è la moglie che dice guarda andiamo a fare, no, devo andare a fare il gazebo, e giustamente sono cose che la faccia c'è, il collegamento tra tutte le altre sezioni è una cosa molto molto importante, perché crei, come ha detto Omar, ma lo diciamo tutti, quell'amicizia che non è che un amico lo devi sentire tutti i giorni perché sei amico, ma basta anche una volta, 2, 3 all'anno, però sai che puoi contare su quella determinata persona. Ma l'importante è il confronto, perché ad esempio io ho molte amiche all'interno del movimento, ripeto, per me il movimento è famiglia. Sento Barbara Mazzarello che è assessore all'Azzate, Donatella Magnoni, Silvia Vigo, tante persone che comunque anche se non vedo tutti i giorni so che ci sono, so che danno consigli, ed è l'importante delle sezioni. Quindi un applauso ai nostri amici che oggi hanno ribadito quello che tante volte ci siamo detti tra di noi. E la sezione in Martinengo è ancora più in alto rispetto a prima. Assolutamente. Cioè, questo qua è questo. Siete molto complimentosi. Ma no, non è vero, cioè, perché niente. Però un inciso, cioè tutte queste cose si fanno se si ha amore e si ha passione. Beh, mi sembra chiaro, perché è una dedizione che deve essere innata, cioè non è che uno lo fa per interesse, perché e poi questa non è la per politica farti vera. vedere, No, perché il vedere... la politica vera è quella che nasce dal basso. Certo, non è remunerata, detto. È una chiamata dell'anima. È sempre detto. No, Niente. siamo tutti volontari. Sì, volontari. Tutti volontari. Ecco. Comunque. Anche un piccolo inciso sul ringraziamento alle forze dell'ordine, ma anche la Croce Rossa. Sai che si sente parlare di questa possibilità di introdurre il servizio di leva? Sì. Io chiederei ai nostri politici che se pensano di reintrodurla, non corpi belligeranti, ma un servizio di leva qualificante in Croce Rossa, RSA, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, chi ha a che fare col territorio. Guarda, Protezione Civile, settimana scorsa c'era qua a Pase, Riccardo, certo. E abbiamo parlato appunto di questo mondo qua e mi piacerebbe riparlare. Anch'io sono dentro Protezione Civile, tanto per ma dire. sai perché? È una popolazione nostra che invecchia, è un modo per legare i giovani anche al nostro paese, ai nostri territori. E poi soprattutto è un modo per combattere lo scoramento. Ma mi sembra chiaro, tra generazioni. Ma mi sembra chiaro questo, e poi anche per fare prevenzione, perché non è che il fiume straborda, perché andiamo ad analizzare, poi vediamo. Comunque Stefania, io ti ringrazio e mercoledì prossimo presente come sempre. Assolutamente. Un abbraccio a tutti e grazie di essere intervenuti. Vado da Omar a vedere se c'è, perché Omar, guarda che mi ha detto che ti vuole interrogare. Uragano qua non so, cioè, poi riprendilo a casa. Omar, su che cosa vuoi che ti interroghi? Oggi sono un professore, visto, ho anche gli occhiali rossi, sono cattivo.
Gli occhiali rossi come Maroni. Hai fatto una citazione veramente, veramente carina. Niente. Spiegami un attimino l'urna civica e tutte queste cose che... vabbè, ma qua deve intervenire Omar. A Omar gli ho preparato un libricino di studi, gli abbiamo preparato assieme delle statistiche, abbiamo preparato assieme diciamo, il rilievo di questo che era praticamente un sondaggio popolare fatto dai nostri cittadini, dove hanno reimparato o vengono diciamo riabituati a fare quello che pensano di fare sui social, ma che invece è meglio farlo per iscritto e partecipare fattivamente senza lamentarsi come dei leoni da tastiera in modo improduttivo. Mentre qui i nostri concittadini hanno lasciato le loro segnalazioni all'interno dell'urna civica che noi portiamo ad ogni gazebo. E quindi Omar, dici qualche dato, dai. Sì, allora, sicuramente abbiamo ricevuto molte segnalazioni da parte dei nostri concittadini. Allora, un secondo, Vai tranquillo Omar, so che tu sei bersagliere, quindi corri come un disperato. Fra 8 minuti finisce la trasmissione e ho due domandine da fargli. Una è... Purtroppo ti bypasso, vado da lui, è gastronomica, scusami, perché altrimenti Ubi Maior minor cessato, ma anche se lui è chef, Sì, anche se lui è chef, ragazzi. Sono cuoco, io non sono chef. Allora è cuoco, ancora più nobile come professionalità. Sì. Certo. Sono diplomato alla scuola alberghiera di San Pellegrino Terme. Benissimo. Allora, per quanto riguarda le segnalazioni, abbiamo segnalazioni riguardanti le aree del centro storico, via Locatelli, Piazza Maggiore e Portici. I temi ricorrenti sono centro poco vissuto, ZTL percepita come rigida, carenza di attività serale, di attrattività serale, richiesta di eventi, commercio, vita sociale, tipologia di segnalazioni. Allora, sono tutte abbiamo cose il problema molto... della sicurezza, che non è un problema a sé, ma riguarda anche l'assenza di vita urbana, che alimenta la percezione di vuoto e abbandono. Infatti spesso e volentieri il centro storico, soprattutto nelle ore serali, è deserto, purtroppo. Purtroppo sì. Poi abbiamo via Trento e via Trieste, che sono l'asse nord-sud. Ci sono problemi di traffico pesante, assenza di marciapiedi continui, mancanza di ciclabile, illuminazione insufficiente. Ci sono tante cose che avete raccolto. Abbiamo la zona per Penny Market, che è una zona, diciamo, che ha diverse problematiche riguardo l'abbandono di rifiuti, disordine, bivacchi. Sono aree che richiederebbero maggior presidio da parte anche delle forze dell'ordine. Stessa cosa vale per la zona Famila. Anche lì degrado urbano, scarsa manutenzione, problemi analoghi alla zona del Penny sostanzialmente. Certamente, guarda, io ti interrompo perché sono cose molto valide questi dati. Uragano ha detto anche un'altra cosa, il discorso se si può i ragazzi mandarli in protezione civile, mandarli a creare delle aggregazioni che tutto sommato sono utili innanzitutto per la comunità, cioè, e in altre cose soprattutto ai ragazzi che almeno, anziché andare a sfasciare il portone d'ingresso o tirare i sassi al lampadario, sanno che poi qualcuno li paga. Il senso civico di queste cose qua, cioè è questo che manca soprattutto. Sì, bisogna cercare di coinvolgere maggiormente i ragazzi, soprattutto i nostri ragazzi giovani, per quanto riguarda il senso civico, perché onestamente io mi ricordo quando ero giovane,
a scuola c'era anche l'educazione civica. Sì, educazione quindi, civica secondo c'è sempre. me Sì. andrebbe sensibilizzata questa cosa, nel senso. Ma so che Valditara, sono stato a una riunione con lui, sta portando avanti certe belle idee, speriamo che gliele fanno passare. Questa è una cosa molto importante per quanto riguarda i nostri giovani, perché devono sensibilizzarsi riguardo al bene pubblico, anche per quanto certo. riguarda Certo. anche semplicemente l'arredo urbano va tutelato. Sì, perché poi chi anche paga? Il discorso dell'abbandono dei rifiuti è un problema grande, ma se non si fa sensibilizzazione da subito, io forse sono estremista, perché sono nato in Svizzera, quindi in Canton Ticino, se butti in terra una carta, non dico che ti arrestano, ma quasi. Sì, quindi, poi vengono quelli con le targhe T, vengono qua in Italia e buttano la plastica perché lì hanno una tassa, i sacchetti dell'immondizia sono tutti cippati e via dicendo. Io ti ringrazio, Omar. Siccome stiamo quasi per chiudere, ho una domanda che soprattutto a Uragano qua a fianco a me, Simone. Allora, io giro molto coi gazebi della radio e via dicendo, e vado sul gastronomico e voglio porre una domanda che senz'altro tu sai la risposta, ma adesso interroghiamo il signore qua a fianco a me. Casoncelli. Io vado nella Bergamasca e siamo noi i primi che li abbiamo fatti, vedi c'è la luna mezza tonda di qua e di là. Vado nel Bresciano e mi dicono no, siamo noi, il nostro è più tozzo, è a forma di caramella. Simone, scusami, Uragano, ci dai una cosa veloce? Allora, guarda, mancano 2 minuti. Non voglio entrare in polemica con i fratelli bresciani. Ok, però devo dire che la tradizione della pasta ripiena fatta a mano, scusate, è comune a tutte le famiglie, a tutte le tradizioni. Diciamo che la grossa differenza sostanziale sta nella composizione del ripieno. Il nostro ha una componente dolce, l'amaretto, e c'è chi anche mette l'uvetta, la carne e il formaggio, mentre il casoncello bresciano è formaggio, carne e pane. E poi il condimento. Casoncello bresciano è burro e salvia, nel nostro c'è anche la pancetta. La pancetta buona. Ecco, poi dopo dobbiamo chiamare Sammy. Ci sono anche tante altre varianti che sono locali, ma diciamo che questa è la differenziazione principale. Ho capito. E quindi siamo tutti fratelli, ci amiamo tutti, e chi lo vuole mangiare un po' più dolce viene nella Bergamasca, e chi vuole mangiarlo un po' più saporito, carnoso. Simone, avevo un'altra domanda da farti, ma purtroppo il tempo chiude, è tiranno. Vediamo, ma non riesco. Aspetta e provo a chiedere. Ci dà 2 minuti? No, perché c'è già mezzo minuto. 1 minuto. Mi parli è una domanda un po' così. Allora, io so che tu eri dentro come sempre Lega, sei Lega, via dicendo, ti eri impegnato nel team Vannacci. Ora, che cosa sta succedendo? Che cosa pensi? Allora, prima di tutto precisiamo che il team Vannacci non era un partito, era un movimento culturale. Hai ancora 1 minuto, era un movimento che era a sostegno del fandom del generale, che era uno scrittore di un libro, ok? Perfetto. Era un apparato valoriale, era una cosa esterna alla politica partitica, poteva servire come azione aggregante per cercare di collegarci al non voto o a altre realtà politiche, con coscienze politiche trasversali, e farli ragionare sulla possibilità di essere sovranisti e magari ricondurli all'interno del centrodestra, mentre oggi il generale ha fatto un partito, una nuova realtà marcatamente da destra, e questo ha fatto sì che io non mi riconosca in una destra così, diciamo, radicale, e ho dato coscientemente le dimissioni, ho rimesso il mio mandato di team leader, anche perché con l'avvento del nuovo partito i team del MAC non hanno più ragione d'essere.
ti ringrazio e ringrazio sia Omar, sia la Stefania, sia te Uragano, scusa, in senso buono, e ci vediamo mercoledì prossimo con un'altra sezione. Grazie. Ciao a tutti, Natalia. ragazzi, buona giornata. Ciao, grazie. Avete ascoltato Lega e dintorni.